Buonasera ai titoli. A Militello c'è grande attesa per i funerali di Pippo Baudo. Domani in mattinata la Camera Ardente in chiesa, nel pomeriggio le esequie. È predisposto un piano di viabilità e sicurezza. Attese migliaia di persone. Il nostro speciale in diretta domani a partire dalle 10. Nuova tragedia dell'immigrazione, è morta a Palermo la bambina di 6 anni soccorsa a Lampedusa. Intanto continuano gli sbarchi e arrivano altre bare nel naufragio di mercoledì. A Catania la tragica morte di Ciccio Aronica, fatale il tuffo in mare per il giovane della squadra di football americano degli Elephants. Il presidente Moggeri era di una dolcezza incredibile. A Palermo arrestato un falso carabiniere che aveva tentato di rubare gioielli a un'anziana di 94 anni. Un anno fa la tragedia del Bayesian, nel veliero affondato a Porticello, 7 le vittime, 3 gli indagati della Procura di Termini Imerese. Resta comunque il mistero tra inchieste e tesi di complotti. Scontro tra il ministro Salvini e il presidente della regione Schifani, pomo della discordia la nomina dell'ex europarlamentare della Lega Annalisa Tardino a commissario dell'autorità portuale di Palermo. Calcio, dopo la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia, il Catania pensa al debutto in campionato contro il Foggia, domani la ripresa degli allenamenti. Buonasera, eccoci dunque a Militello, grande attesa per i funerali domani mattina di Pippo Baudo. La Camera Ardente sarà allestita in chiesa, poi appunto le esequie nel pomeriggio. Intanto è stato predisposto un piano di viabilità e sicurezza perché sono attese migliaia di persone. Sentiamo il servizio di Luca Ciliberti. Chiusa la Camera Ardente al Teatro delle Vittorie di Roma, adesso tutto si sposta in Sicilia. La salma di Pippo Baudo arriverà a Militello, suo paese natale, e l'ultimo viaggio a casa per il re della televisione italiana. I funerali di Baudo saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 16 nella chiesa Madonna della Stella. La cerimonia sarà ufficiata dal vescovo della diocesi di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri. Dalle 9 alle 13 la Camera Ardente per permettere ai suoi concittadini di dargli l'ultimo saluto. In paese sarà lutto cittadino, l'amministrazione, su indicazione della prefettura, ha già messo a punto il piano di viabilità e sicurezza. Ci stiamo organizzando ovviamente come un evento straordinario, è chiaro che siamo in contatto con la Questura, con la Prefettura di Catania, è già stato attivato il COC, un piano sanitario straordinario e ovviamente, capite bene per l'amore di persone che ci si aspetta, un piano di emergenza e un piano di sicurezza abbastanza importante. I vari sbarramenti saranno il primo all'altezza della discesa San Domenico, troveremo uno sbarramento qua con del personale, con del contapersone, personale qualificato. Dalle 15:30 in poi invece l'accesso verrà fatto solo degli parenti, i convenuti, quelli un po' più invitati. Il pubblico sosterrà sul piazzale antistante il sagrato della chiesa, verrà tutto transennato. Quindi. Nella giornata dei funerali Militello sarà un paese off limits, in chiesa potranno accedere circa 300 persone, altri 2000 accessi saranno consentiti in piazza, dove sarà posizionato anche un maxi schermo. Pippo Baudo infine sarà seppellito nella cappella di famiglia all'interno del cimitero di Militello. Dalla casa natale alla villa con piscina, che per anni è stato il luogo di villeggiatura di Pippo Baudo, Militello racconta anche così la presenza costante del suo illustre cittadino. Ancora Luca Ciliberti. Dalla casa natale in centro alla villa di famiglia in campagna è diventata per anni il suo buon ritiro. La presenza di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania è tangibile, tutti lo conoscevano, tutti hanno un ricordo da condividere. Il papà di Pippo, l'avvocato Giovanni Baudo, era un nome noto. Il suo primo appartamento, subito dopo le nozze, era in una zona privilegiata del paese, a pochi passi dalla piazza centrale. La casa è molto centrale, è uno dei palazzi più importanti del paese, storicamente è stato ricostruita come Palazzo Ciannaga. E quindi all'epoca loro avevano questa casa in affitto appunto perché è molto centrale e serviva al padre per la sua professione. La casa è grande, c'è l'altra stanza che c'è la sala da pranzo e poi c'è la camera da letto dove la signora aveva le doglie 89 anni fa e c'è stata qua la levatrice che ha fatto nascere Pippo Baudo.
In età adulta, Pippo Baudo, che non ha mai reciso il legame con Militello, decise di costruire una villa con piscina nell'agrumeto di famiglia, 5 ettari di terreno appena fuori dal paese. Da 18 anni il custode di questa casa è Gaetano. Lui la villa l'ha intitolata a papà, al padre, papà Giovanni come vedete, e poi Villa Ezia che è sua madre. Lui ci teneva tanto a Quando è venuto l'ultima volta in questa villa? L'ultima volta è venuto 8 aprile 2024. Quanti anni è che lavorava con Baudo? Con lui che lavora esattamente nel mese di agosto, siamo nel mese di agosto, 18 anni. Le mancherà? Mancherà. E ora vi proponiamo il ricordo del cantante Mario Biondi. Ascoltiamo. L'uomo di famiglia. Io andavo a casa sua, a casa del padre, dall'avvocato, con mio padre, 50 anni fa. Gli ho sempre mandato gli auguri di buon compleanno, mi ha sempre risposto. Mi ha sempre indicato cosa fare, molto spesso. Quando ho fatto successo, lui è stato uno dei primi a farmi i complimenti, a invitarmi poi a Sanremo l'anno stesso. Pippo, uno di famiglia. Tante le testimonianze e i ricordi, adesso anche quello di Giovannella Urso, che per anni ha partecipato al Festival della Nuova Canzone Siciliana condotta proprio da Pippo Baudo. Il mio ricordo di Pippo Baudo, Antena Sicilia, è il Festival della Nuova Canzone Siciliana. Ho fatto tutte e 10 le edizioni del festival, i miei primi 4 anni sono stati presentati da Pippo Baudo, una giovane artista emergente alla prima esperienza televisiva, si trova davanti a un Pippo Baudo nazionale, un ricordo che non potrà mai sparire dal mio cuore. Ma quello che mi colpì di più, la sua intelligenza, la sua disponibilità, il suo consigliarci uno ad uno e capire dentro. Di me ha capito che era un artista, sì, una giovane artista, ma che amava divertirsi, che non amava le competizioni, è semplice. Ma era anche molto pignolo nello spettacolo, subì anche un bel rimprovero alla Perla Ionica perché arrivai in ritardo. Porterò nel mio cuore per sempre questi ricordi, scusate l'emozione. Ciao Pippo. Nuova tragedia dell'immigrazione, è morta a Palermo la bambina di 6 anni, soccorsa a Lampedusa. Intanto continuano gli sbarchi e arrivano altre bare del naufragio di mercoledì. Davide Sardo. Non ce l'ha fatta la bambina di 6 anni, arrivata con la madre dalla Guinea a Lampedusa. Dopo 5 giorni in mare senza acqua né cibo, le sue condizioni erano apparse subito disperate. Trasferita d'urgenza a Palermo, i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Accanto alla madre ora psicologi e mediatori culturali. Intanto non si fermano i soccorsi. La nave Sea Watch 5 ha recuperato un centinaio di persone che sbarcheranno a Catania. A Lampedusa la Guardia di Finanza ha intercettato altri 2 barconi con 106 migranti già trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove gli ospiti superano quota 200. All'alba di oggi a Porto Empedocle sono arrivate 10 bare del naufragio di mercoledì scorso. Saranno tumulate nei cimiteri della provincia di Agrigento. Altre 3 bare sono rimaste a Lampedusa perché nessun superstite ha riconosciuto i corpi. Ancora una volta Porto Empedocle, Agrigento, tutta la provincia si dimostra una provincia accogliente. Accogliamo le salme con rispetto, con dignità, ma soprattutto anche tutti i sindaci della provincia che ancora una volta hanno dato dimostrazioni di sensibilità per accogliere le salme in silenzio e come ho detto, con grande rispetto. Un'altra giornata segnata dal dolore, con altre vittime che si aggiungono all'elenco dei morti del Mediterraneo. Sull'isola intanto si attendono ulteriori trasferimenti per alleggerire l'hotspot di Lampedusa. A Catania il dolore per la tragica morte di Ciccio Ronica, fatale il tuffo, l'impatto con la scogliera per il pupillo degli Elephants. Il presidente Moggeri dice: perdiamo un ragazzo di una dolcezza incredibile. Tonino De Mana. E lui subito è venuto e mi ha portato la bottiglietta d'acqua e mi ha salvato in quel caldo pazzesco che c'era durante la festa
e ci siamo abbracciati. Trattiene a stento le lacrime e nel ricordare Francesco Ciccio Aronica utilizza spesso il presente perché al passato gli viene proprio difficile. Lucio Maugeri, presidente degli Elephants Catania, ricorda con commozione il suo pupillo tragicamente scomparso mentre era in vacanza con gli amici a Polignano a Mare in Puglia. Fatale un tuffo ed in particolare una circostanza sfortunata con la friabilità di alcune pietre che non avrebbe permesso a Ciccio di darsi il giusto slancio andando a sbattere contro la roccia presente nel fondale di una delle scogliere più famose d'Italia. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Un destino crudele lo ha strappato ai suoi cari. Difficile accettare una simile tragedia, specie quando ad andarsene via è un ragazzo di appena 23 anni. Dove arrivava lui in ogni caso scatenava sempre qualcosa, riusciva sempre a mettere buon umore, ironico, autoironico, una bellissima persona di una dolcezza incredibile fuori dal campo. Tutto il football italiano perde un talento puro. Ciccio indossava la maglia numero 2, avete intenzione di ritirarlo oppure no? Io personalmente ritengo che magari lui avrebbe piacere che questa maglia continuasse a correre in campo vestita da qualcun altro, e chi lo sa se questo qualcun altro non potrebbe essere qualcuno a lui molto vicino. I funerali di Ciccio Aronica si terranno domani alle 16:30 nella chiesa di San Mauro ad Aci Castello. Si finge carabiniere e tenta di rubare gioielli in casa di un'anziana a Balestrate. Siamo in provincia di Palermo. L'uomo, originario di Catania, è stato arrestato. Marco Gullà. Aveva inscenato una finta perquisizione per derubare una donna di 94 anni. Balestrate, provincia di Palermo. Un uomo di 50 anni, originario di Catania, è già noto alle forze dell'ordine per reati quali estorsione, resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Si era finto carabiniere per truffare un'anziana di 94 anni, residente nel centro cittadino di Balestrate. È stato arrestato dopo che la figlia della donna ha allertato le forze dell'ordine, prontamente intervenute. Il 50enne catanese aveva inscenato una falsa perquisizione, convincendo la 94enne a consegnargli tutti i gioielli presenti in casa con la scusa di doverne accertare la provenienza. Scoperto e messo alle strette, ha tentato la fuga abbandonando la refurtiva, ma è stato bloccato dai militari. Durante le fasi dell'arresto ha opposto una violenta resistenza, sferrando calci e pugni nel tentativo di sottrarsi alla cattura. La truffa è stata così sventata, l'uomo è stato bloccato grazie anche alla collaborazione di un passante. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto il carcere. Volevano che i loro immobili messi all'asta non se li aggiudicassero altri. Per questo avrebbero preso di mira una società pronta ad acquistarli per poi rivenderli. In 4 sono stati arrestati dai carabinieri di Siracusa e dovranno rispondere di estorsione turbativa d'asta. Francesco Aloi. Tutto è partito da un incendio appiccato su un'abitazione messa all'asta a Floridia. Così sono scattate le indagini dei carabinieri di Siracusa, che hanno portato all'arresto di 4 persone, adesso accusate a vario titolo di estorsione e turbativa d'asta in concorso. Secondo chi indaga, avrebbero preso di mira i dirigenti di una società che acquistava immobili all'asta per poi rivenderli. E tra questi immobili c'erano anche un'abitazione dal valore di 60.000 euro a Floridia ed una villetta nella zona balneare di Siracusa, a Fontane Bianche, edifici legati proprio agli indagati. Loro così avrebbero costretto chi si era aggiudicato l'asta a non completare l'acquisto. I 4, 2 sessantenni e 2 quarantanovenni, erano già noti alla giustizia. Uno di loro già condannato per mafia e finito in carcere, gli altri 1 ai domiciliari e 2 con obbligo di firma. Un pastore è stato arrestato dalla polizia di Partinico, siamo in provincia di Palermo, per incendio boschivo. È accusato di aver appiccato il fuoco a sterpaglie mentre pascolava il suo gregge in una zona dove ci sono pini ad alto fusto, nelle vicinanze di vigneti, coltivazioni di olivi e abitazioni. Un anno fa la tragedia del Bayesian, il lussuoso veliero affondato a Porticello, 7 le vittime, tra gli indagati della Procura di Termini Imerese. Resta comunque il mistero tra inchieste e tesi di complotti. Sentiamo il servizio.
Un anno fa il naufragio del Besian, per una tragedia che ha ancora molti punti oscuri, tra inchieste, tesi di complotti, fatalismo e scontri sui risarcimenti milionari. Saranno 7 in tutto le vittime. Il primo corpo ad essere stato recuperato poche ore dopo il naufragio è stato quello di Recaldo Thomas, il cuoco di bordo. Solo nei giorni successivi, invece, sono stati recuperati i cadaveri di Mike Link, tycoon britannico e proprietario dello yacht, di Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, e di sua moglie Judith, di Chris Morvillo, avvocato, e della moglie di quest'ultimo, Neda. L'ultimo corpo è stato individuato il 23 agosto, è quello della figlia di Lynch, Annak, 17 anni. Ad indagare sul naufragio è la procura di Termini Imerese, in quel momento guidata da Ambrogio Cartosio, andato di recente in pensione. Era la sera del 19 agosto 2024 quando la pioggia e forti raffiche di vento a Porticello, località balneare tra Casteldaccia e Bagheria, sorprendono l'equipaggio del veliero con un unico albero alto circa 75 metri, il più alto al mondo. La barca si trova in un frullatore di correnti ascensionali e discensionali a velocità elevatissime. Succede tutto in poco più di un quarto d'ora. Nel tracciato ICE, il sistema che mette in correlazione gli strumenti di bordo di un'imbarcazione con le stazioni costiere, l'orario critico arriva alle 3:50 della notte tra il 18 e il 19 agosto. Il veliero inizia ad ondeggiare pericolosamente alle 3:59, l'ancora cede. La barca è in balia delle onde. Un minuto dopo, alle 4 in punto, c'è il blackout. L'acqua evidentemente ha raggiunto il generatore. Lo yacht sta imbarcando acqua tanto da diventare ingovernabile. Sono le 4:05 quando il Besian affonda, portando con sé il suo carico di morte. Una breve pausa e poi l'istituzione di un tavolo permanente a Messina proprio sul ponte. A Messina oggi il primo tavolo permanente sul ponte convocato dal sindaco Basile con le forze sociali, economiche e produttive della città. Si vuole capire come gestire l'impatto che avrà appunto l'infrastruttura per i prossimi anni. Francesco Triolo. L'obiettivo è quello di governare un decennio di grandi cantieri che cambieranno Messina. Per farlo però occorrerà assumere un ruolo da protagonista. Il cosiddetto tavolo permanente ponte, convocato per oggi dal sindaco Basile, ha proprio questo obiettivo. Guardando ai prossimi 10 anni, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si sono presentati tutti o quasi quelli che dovrebbero rappresentare i portatori di interesse della città. Il sindaco ha invitato costruttori, Sici Industria, rappresentanti artigiani, organizzazioni di categoria, Confcommercio, Confesergenti, sindacati, ordini professionali, da ingegneri ad avvocati, a geologi, architetti, e l'università, che dovrà avere un ruolo di primo piano nella programmazione e nello studio dell'impatto del ponte. Un'opera che cambierà il volto del territorio, ma anche il ruolo di Messina e della Sicilia nel Mediterraneo, come ha detto il sottosegretario e coordinatore del CIPES Alessandro Morelli. Il tavolo di oggi, con tanta carne al fuoco, serve per individuare operativamente come muoversi nell'affrontare tutti i cantieri che verranno aperti e che non sono solo quelli dell'opera a mare, ma soprattutto dei collegamenti e delle opere accessorie che serviranno a rendere il ponte un sistema integrato con la città e con la mobilità regionale e nazionale. Disagi ce ne saranno tanti, tutti ne sono convinti, e proprio per questo occorre comprendere come limitarli. Un percorso lungo avviato oggi, ma che sarà un appuntamento continuo. E intanto non manca il dibattito e le polemiche attorno al ponte. Da un lato emerge come il contraente generale Eurolink, dopo la firma del contratto, ha una penale di 1 milione di euro per ogni giorno di ritardo nei lavori. Dall'altro la sindaca di Genova Silvia Salis, parlando del ponte sullo Stretto, ha sottolineato come l'isola sia carente di qualsiasi sistema di infrastruttura di collegamento e che prima si debba trovare una soluzione per quello. E scontro fra il ministro Salvini e il presidente della regione Schifani. Pomo della discordia la nomina dell'ex europarlamentare della Lega Annalisa Tardino quale commissario dell'autorità portuale di Palermo. Sentiamo Manlio Viola. È guerra annunciata fra Palermo e Roma sulla scelta del successore di Pasqualino Monti, il presidente dell'autorità portuale della Sicilia occidentale, che ha cambiato il volto del porto di Palermo e ribaltato il rapporto della città col suo mare, ma è intervenuto anche negli altri porti dell'area occidentale dell'isola. Ieri l'annuncio da parte dell'ex segretario della Lega in Sicilia ed ex europarlamentare Annalisa Tardino di aver ricevuto la nomina a commissario dell'autorità portuale, dove Monti non può restare per raggiunti limiti di permanenza.
Ma il presidente della regione Renato Schifani annuncia ricorso al TAR contro questa scelta, o meglio lo fanno fonti di Palazzo d'Orleans. Proprio da Palazzo d'Orleans sono due i motivi addotti: da una parte la mancata concertazione, ovvero il fatto che il ministro abbia proceduto alla nomina senza il parere positivo di Palermo, dall'altro la mancanza dei titoli necessari. La Tardino non sarebbe nominabile sia per carenza di specifica esperienza e qualifica professionale, sia perché non sono passati 2 anni da quando ha ricoperto il ruolo di europarlamentare. Nessuna replica da Roma, anche se filtra una interpretazione in base alla quale il parere della regione, almeno secondo il ministero, non sarebbe obbligatorio. Ma a parte le questioni tecniche, l'opposizione di Schifani ha anche motivi politici. Il presidente vorrebbe che quel posto fosse ricoperto da Luca Lupi, di fatto il successore naturale di Monti, avendo lavorato al suo fianco. Una questione non di appartenenza politica, visto che Lupi non è vicino a Forza Italia né alla Lega, piuttosto una questione di competenza necessaria per completare le opere avviate da Monti e attualmente in corso. Uno scontro che Schifani aveva già annunciato mesi addietro, dicendo chiaramente che non avrebbe dato l'assenso né alla Tardino né a Francesco Scoma, azzurro ma anche lui non in possesso dei requisiti necessari, secondo Palazzo d'Orleans. Una breve pausa, poi il calcio con il Catania che domani riprenderà gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato. Riprenderanno domani gli allenamenti del Catania in vista dell'esordio in campionato di domenica al Massimino contro il Foggia. Archiviata la sconfitta di Crotone in Coppa, l'obiettivo è partire bene. Tante le assenze a centrocampo. Francesco Triolo. L'impatto con la prima gara che contava, quella di Coppa Italia a Crotone, non è stato quello che Mimmo Toscano voleva. Il tecnico lo ha spiegato anche a fine partita, adesso toccherà a lui farlo comprendere quotidianamente alla squadra nella fase di avvicinamento all'esordio in campionato. Contro il Foggia domenica al Massimino sarà fondamentale partire bene. Non sarà facile perché il Catania dovrà fare i conti anche con alcune defezioni importanti in mezzo al campo. Non ci sarà Quaini, sul quale pende la squalifica di 4 giornate dopo Pescara Catania dello scorso anno. Non ci sarà Martic, che sconta il secondo turno in stop dopo l'espulsione rimediata nel girone A di Serie C con la maglia del Lecco. A questo occorre aggiungere che Di Tacchio non dovrebbe recuperare in tempo per la sfida contro i pugliesi, e allora Corbari e Aloi, che hanno fatto minutaggio nelle ultime settimane scendendo in campo nell'amichevole contro il Valletta e in Coppa Italia di Serie C a Crotone, tutte e due potrebbero giocare dal primo minuto. Soluzioni che Toscano inizierà a provare da domani, quando riprenderanno gli allenamenti in sede. La squadra infatti, dopo il match di domenica sera, si è allenata ieri a Crotone e oggi ha il giorno libero, con allenamenti che riprenderanno di mercoledì. 4 giorni per preparare l'esordio in campionato. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.